8 gennaio purtroppo il CP non migliora tanto, nel senso adesso con la nuova alimentazione la cacca la fa giusta perfetta, però ha vomitato, adesso mi è stato detto di dargli 2 cucchiai solo di umido, di quello che gli abbiamo comprato apposta, e dividergli il pasto in 3 giorni. Adesso vediamo. CP, porca miseria. Poveretto il mio CP. Tata, amore bello. Throw on your boardies and grab your board. Short board, long board, fish board, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Oh Italia, sono in macchina dell'Alessia, no? Mi ha detto portati via la macchina fotografica, la Pro, tutto quanto, che ti porto in un posto. Io adesso non lo so, no, non credo che giriamo un porno, non lo so dove andiamo. Comunque io ho portato via la Sony, che è quella dove sei tu in questo momento, col Sigma, visto che sta roba la si farà alle 3:30, 4 del pomeriggio in poi, e la Pro ovviamente sempre dietro, perché adesso la Pro sarà l'attaccherò il portachiavi, cioè nel senso, no, devo avercela sempre dietro perché accadono tante cose interessanti, tante cose fighe e io mi perdo ogni volta tutto quanto. GoPro stabilizzata e tutto quanto, c'è già pronta, solo l'audio che fa schifo in una maniera pazzesca e via, si usa quella. Niente, mi ero appoggiato la fotocamera lì nel cruscotto, ma era meglio se la tenevo in mano, va bene. Io ho sempre dietro anche il suo manfrottino. Il manfrottino, per chi non lo conosce, è una specie di mini cavalletto della Manfrotto, che è una delle migliori marche di cavalletti ed accessori per fotocamere professionali. Leggerissimo, ultra pratico. Il bello delle gambette qua è che con qualsiasi fotocamera tu usi, qui c'è il blocco, quindi non si aprono di più di così. E poi la testa, tu schiacci questo pulsantino e te la giri come vuoi, quindi direi veramente eccezionale. Solo che nella Sony A6400, so che a tanti questi discorsi non interessano, quindi Yuri taglia, c'è un rig che sarebbe una specie di corazza della macchina fotografica che serve per attaccargli le varie cose, microfono eccetera e anche per dargli, vabbè, della protezione. Questa incredibilmente, questo rig che apparentemente è fantastico, no? Sotto non ha l'attacco per le viti, ce li ha sopra, di lato, dappertutto, non ce l'ha sotto. Cioè sì, ce n'è uno, ma c'è attaccato la presa per il gimbal, no? Ma è strano che lateralmente non ce ne siano altri. Comunque vabbè, insomma, e quindi devo fare le riprese con la fotocamera a testa in giù, tanto poi in fase di video editing si raddrizza. Adesso vediamo come sarà alternare i video della Sony e della GoPro, perché la vecchia GoPro, che era andata in tutti i sensi, non manteneva l'ora. Quando la batteria si scaricava perdeva la data e l'ora, e quindi poi quando unisci i file ce li hai tutti disordinati, è un casino capire se prima va questo, dopo va l'altro. Adesso la data e l'ora è magari quasi al minuto, diciamo, precisa su tutte e due le fotocamere, quindi vediamo magari di alternare, anche perché lo dico per te, no? Metti, hai un vlog, vuoi fare un vlog o che cavolo ne so io, la GoPro è un action cam, ricordiamocelo sempre, quindi è ultra perfetta per le riprese del drone, per attaccare alla bici, allo skateboard, per camminare, per fare quelle riprese veloci eccetera all'aperto. Negli ambienti chiusi pecca un casino, la qualità audio è disastrosa. Adesso sì, beh, con Sony non siamo neanche qua ad alti livelli, perché il microfono non l'ho portato via, perché la Sony l'ho portata via per farmi i video, almeno così era l'idea, no? E per farmi le foto, almeno così era l'idea, no? Che avevo. Quindi per le riprese vlog così interni, o soprattutto riprese magari fisse, no? Dove non c'è la fotocamera che si deve muovere eccetera, senza ombra di dubbio la Sony. Per le notturne senza ombra di dubbio questo obiettivo che è il Sigma, e per tutto il resto comunque GoPro, mi dispiace ragazzi, la GoPro resta il top se vuoi divertirti, cioè se vuoi portare fuori un bel ricordo, un risultato decente senza star lì a smenarti, perché alla fine, dico sempre, diventa una recita dopo, no? Cioè tu non puoi dire ah che bello, che divertente, che rilassante quello che sto facendo, quando in realtà ci stai dietro come non so cosa per calcolare le inquadrature, fare i bilanciamenti del bianco, esposizione, la messa a fuoco e tutto quanto. Quindi siamo realistici.
So che il risultato, per carità, non sarà affatto buono a livello dei videomaker professionisti, però ragazzi, qua dobbiamo divertirci e sparare minchiate. Sì, esatto, se vedi la Sony ovviamente sei nella GoPro. Volevo farti vedere il problema che mi attanaglia da mesi. Allora, io ho questo attacco che è quello del gimbal, lo stabilizzatore, quello professionale della Mosa che mi avevano mandato a recensire, che è un'impresa pazzesca attaccarlo e staccarlo. Quindi gli ho messo una bella guarnizione di gomma sotto, gli ho stretto la vite a morte e così è e così resta. Alla fotocamera c'è attaccato questo rig che vedi che è questa protezione in alluminio, la quale lascia comunque lo spazio, il pieno accesso alla batteria, alla micro SD, e soprattutto poi guarda qui attaccarci il microfono, perché cos'ha la Sony A6400? Hanno fatto una stronzata pazzesca qui all'attacco per il microfono, no? E guarda, quando giri il monitor in modalità selfie il microfono andrebbe davanti qua, c'è una cagata pazzesca e non vedi più il monitorino, perché il microfono ha anche il pelo, no? Il gatto morto si chiama nel gergo. Attaccandogliela qui allora risolvi questo problema. E il problema mio qual è? È che se voglio attaccargli un cavalletto, ma anche un cavallettino eccetera, io adesso ho questa situazione qua. Tu mi dirai, esistono i morsetti? No, sono andato avanti mesi su Amazon, quello più largo di tutti è 48 mm. Destino vuole che questa trappola qua è 50 mm, stiamo parlando di alluminio, quindi non è che puoi stringere 2 mm, sono tantissimi, non è gomma, non è plastica, hai capito? Quindi o un giorno far limare da qualcuno 1 millimetro per parte, o non lo so, perché guarda, vedi qua dentro, no, ho provato anche a avvitargli qua in questo spazio la vite, no, la testa del manfrottino, dov'è? Guarda che te la faccio vedere, vedi questa qua, però non ho niente da fare. Allora la mia soluzione è mettere la testa in giù e attaccargli uno di questi, il manfrottino. Se comandi la fotocamera dal telefonino è tutto perfetto, è tutto sotto controllo, altrimenti insomma vai male a vedere dal monitorino quello che stai riprendendo. Occhio che roba figa. GoPro, spegniti. Ai comandi vocali, figata sta roba. Vabbè, mi viene da tagliare, no? Perché dico sempre, ok, non è un canale di fotografia, di video, eccetera, però al giorno d'oggi, nel 2020, tante persone che non hanno vlog, ma che vogliono semplicemente, diciamo, avere dei ricordi di famiglia o dei ricordi personali, dei viaggi, ma piuttosto anche che dei cacchi loro, hanno una GoPro, hanno una macchina fotografica e per certe cose, addirittura con certe app, possono essere sfruttate anche nel telefonino. Il telefonino ce l'hanno tutti, ci sono delle fotocamere, proprio delle app per telefonino che puoi impostare i valori manualmente, quindi esposizione, messa a fuoco, l'ISO, eccetera eccetera. Quindi ogni tanto anche sparare, no, questi piccoli consigli, queste piccole esperienze, credo che torni utile a tutti, insomma, anche perché noi camperisti, no, viaggiatori in generale, perché tanti che ci seguono non hanno il camper, perché giustamente le puntine del mondo, il succo del canale, almeno all'epoca, era far vedere i posti meno sconosciuti, sai, i borghetti, le cascatelle, tutte quelle robette là, e poi è diventato altra cosa, però vabbè. E quindi ovviamente chi va a vedere questi posti, cioè è normale che ti fai la fotografia e ti fai il video, hai capito? E quindi io con la mia piccolissima esperienza ti dico quello che sto vivendo io con le GoPro, con le macchinette, come usarle, cosa usare, cosa è meglio in questo caso, cosa è meglio in quell'altro, insomma, ecco, quindi non sta a annoiarti, che magari sta roba ti entra dentro e ti servono poi per il futuro. Devo abituarmi a parlare meno in dialetto perché è bellissimo, almeno secondo me e secondo altri veneti, però è un'impresa fare i sottotitoli. È vero che io ho già tutto pronto, mi sono fatto un template dei video con tutti gli effetti e le robette, quindi ovviamente c'è anche il sottotitolo col font che ho deciso eccetera, quindi devo fare solo un copia e incolla ogni volta, però frase per frase, parola per parola è abbastanza impegnativo, insomma. Comunque ora che ho, diciamo, finito praticamente i video, io non ho più video da montare a parte quelli che ho registrato oggi, no? E arriverò secondo me a fare una cosa che ho sempre sognato a livello hobbistico di fare, ossia un vlog, cioè parlare di quello che voglio ma a tematiche, tipo oggi si parla di una cosa, di un fatto successo, di un oggetto, di un'esperienza, di un'emozione o che cavolo ne so io, e poi arrivare finalmente insomma anche ai commenti, perché ripeto, per me è tanto antipatico che tu mi scrivono eccetera, io gli metto il mi piace eccetera, perché non posso rispondere a tutti, però risponderei molto volentieri, sia per questioni di tempo che anche di etichetta, diciamo, no? A voce,
e io a voce vi risponderei molto molto volentieri, quindi io credo che magari si può anche già iniziare, a parte il video di oggi che non so cosa mi porta a vedere, poi iniziamo a rispondere anche ai commenti YouTube, insomma, che se tante domandine, cose interessanti. Praticamente, siccome sai che a me piace raccontartela tutta, no? Praticamente sono in macchina che sto aspettando con l'Alessia e mi annoio, quindi avendo la macchinetta fotografica e la GoPro in mano sto parlando di fotografia e video eccetera. Mi è venuta in mente una cosa molto importante per chi ha macchine fotografiche compatte, mirrorless, bridge, reflex eccetera eccetera. Ok, ti spiego una cosa. Allora, innanzitutto parliamo di foto. C'è stato nella storia della fotografia un fotografo molto famoso, talmente famoso di cui io non mi ricordo assolutamente il nome, che ha creato, diciamo, parole grandi, vabbè, pesiamole, comunque che ha creato, diciamo, scandalo perché delle foto capolavori che lui ha fatto le aveva scattate in modalità semi-automatica, no? Per il fotografo, diciamo, è un'eresia non scattare in RAW, non scattare in manuale, eccetera, eccetera. Quindi per cui andiamo a vedere cosa si intende. Tu hai una ghiera, no? Nella tua macchinetta fotografica, che sia compatta, reflex, le scritte sono quasi sempre le stesse, no? Allora, tu hai una voce che è la P e hai la S. Allora andiamo a vedere subito. Questa P e questa S sostanzialmente sono la priorità tempi o la priorità diaframma. Allora tu sai che ti trovi tipo a dover scattare una foto che sei nel mezzo di una manifestazione che è appena nata, no? Cioè appena arrivato, non so, di carri mascherati o che cacchio ne so io. Sai che se c'è un qualcosa di molto veloce devi stare alto con i tempi. Tipo adesso qua siamo a dovremmo stare come tempi almeno, guarda, 25, quindi allora qui siamo in modalità diaframma. Allora ti dico, questo è un obiettivo molto luminoso, mi arriva addirittura a 1.4, però a 1.4 se tu inquadri le cose da vicino le vedrai molto a fuoco, però in un'area molto ristretta, il che significa che la parte dietro la vedrai molto molto sfocata, ok? Questo serve per stabilire la profondità di campo, no? Uno dice ok, perché non metterlo direttamente al massimo, tipo non so a 11 12 così, in modo da vedere tutto a fuoco? No, perché quando tu fai andare il diaframma al massimo gli togli un casino di luce. Cosa significa? Nella modalità automatica aumenta i tempi, quindi le foto ti verranno sicuramente molto più sfocate e devi alzare gli ISO. Eccolo! Vai, sigari!